Nuovo scandalo alla Regione Sicilia. I deputati all'ARS del Movimento 5 Stelle hanno scoperto che ai dirigenti venivano elargiti dall'ente regionale dei bonus di produttività per normali attività di routine, come ad esempio inviare una mail, usare internet e ordinare gli archivi. Un giro di bonus che i parlamentari pentastellati quantificano in circa 10 milioni di euro all'anno. La scoperta è stata fatta passando al setaccio le schede di valutazione dei burocrati della regione. Con dirigenti così bravi ed efficienti, afferma il capogruppo 5 Stelle Giorgio Ciaccio, la regione dovrebbe brillare in tutti i settori, quando invece siamo sull'orlo della bancarotta. È ovvio, aggiunge, che qualcosa non funziona e che questi premi non sono altro che insopportabili e inopportune regalie, concesse tra l'altro a gente che porta a casa buste paga pesantissime. Si sospendano, come è stato fatto a Bagheria dal nostro sindaco Patrizio Cinque. Per stoppare lo scandalo delle indennità di risultato, i deputati del movimento si sono messi all'opera per presentare un apposito emendamento nella prossima finanziaria che congeli questa voce per 5 anni. Vediamo, afferma Giancarlo Cancelleri, se all'ARS avranno l'ardire di giudicarlo inammissibile già in commissione, come hanno l'abitudine di fare con gli emendamenti scomodi.